Non un passo indietro significa non far ritornare a una politica che è negativa la città. Parte da questo slogan la campagna elettorale del candidato sindaco del PD per Vittorio Veneto. Marco Dus, 35 anni, laurea in scienze ambientali con master, lavora come istruttore tecnico presso la provincia di Belluno. Capogruppo in consiglio comunale nella città della Vittoria, si è presentato con alcuni big democratici in corsa per le europee. Idee chiare per il dopo Tonon nella città del Mischio. Il primo appuntamento elettorale, parlando di Europa e della centralità dell'Europa che Vittorio Veneto ha sempre tenuto in considerazione anche nella passata amministrazione e che vuole rilanciare il tema europeo. Una candidatura nel segno della continuità con il sindaco uscente. Sì, sono stati 5 anni ricchi di soddisfazioni per noi che abbiamo amministrato questa città, abbiamo avuto un centenario straordinario con la giornata triennale degli Alpini, abbiamo avuto appunto il passaggio del Presidente della Repubblica che ci ha onorato della sua presenza e che ha arricchito proprio anche questi anni di amministrazione. Per noi è stato un passaggio molto significativo e anche molto emozionante. Per il neocandidato un ulteriore sviluppo del progetto Vittorio Veneto è sul fronte ambientale. Tematiche di cui io sono molto affezionato anche per competenze mie personali lavorative. La tematica ambientale ovviamente tocca tutte le aree, non solo quelle più tipiche legate al mondo dell'agricoltura, ma anche e soprattutto alle ex city militari dismessi, ex zone industriali dismesse e anche un rapporto con la zona industriale che deve ricucirsi attraverso un lavoro di fino.